Primo giorno del mercato settimanale ad Agrigento dopo il lockdown, 0 casi in provincia e 0 in Sicilia. Nessuna processione ma messa in cattedrale con l'arcivescovo e 6 rappresentanti per parrocchia. Elezioni in Sicilia, 62 comuni al voto il prossimo 4 ottobre. Erosione costiera al Cleamino, l'associazione ambientalista capitanata da Claudio Lombardo, danni, documenta e denuncia la gravità del fenomeno. Adesso possono partire i lavori a recupero e difesa della spiaggia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Primo giorno del mercato settimanale ad Agrigento in piazzale Ugo La Malfa dopo il lockdown. Il nostro direttore Arturo Cantello. Al via stamani il mercato ad Agrigento in via piazzale Ugo La Malfa dopo 2 mesi di interruzione per via del Covid-19. All'ingresso il primo sbarramento da parte dei volontari della protezione civile, quindi a seguire i vigili urbani che muniti di mascherina misuravano la temperatura a chi entrava all'interno dell'area commerciale. C'erano anche gli operatori che distribuivano le mascherine a chi magari le aveva dimenticati. I mercatisti hanno anche loro collaborato alle norme di igiene e sicurezza, rispettando le distanze tra un banco e l'altro con il gel a portata di mano. Diversi pareri dei commercianti relativamente alla prima giornata, tra alti e bassi, scontenti e non. Soddisfatta la gente che ha potuto così tornare alla normalità e poter effettuare i loro acquisti in tranquillità. Mi fa piacere il fatto che comunque ci sia questo controllo all'ingresso, comunque alcuni comunque hanno il dispositivo per poter igienizzare le mani, anche se naturalmente noi portiamo da casa l'occorrente. E poi non c'è tanta gente, quindi si è riuscito anche a comprare con più ordine. Niente, sono contenta, ho fatto le mie spese e sto tornando a casa. Ecco, le mancava il mercato, signora? Devo dire che oggi è stato il mio primo pensiero, ma non perché mi manchi in modo particolare, ma perché devo dire che è un modo per poter acquistare roba di qualità anche a prezzi modici. E poi si ritorna a vivere, insomma. Eh sì, piano piano dobbiamo, non possiamo stare a casa, con tutto che comunque siamo stati bene, abbiamo ritrovato la famiglia, però è giusto tornare a vivere e riappropriarci della nostra vita, no? Però mancava, signora? Un po' sì, anche perché uno si fa una passeggiata all'aria aperta, è da 3 mesi ormai, quindi... Ok, grazie. Avete, per la sanificazione, per la sicurezza, avete trovato un'ottima abbiamo trovato. Dico? Sì, tutto a posto. Okay. Purtroppo ci dobbiamo abituare a questa cosa, dunque la dobbiamo accettare, perché siamo in queste condizioni e non c'è altra alternativa. Speriamo bene che tutto ritorna normale come prima. Perché la gente è pure depressa, perché è abituata praticamente alla libertà nel modo di vivere. Con queste condizioni siamo un po' depressi. Va. Ma certo, sono contenta, sì. Per la sicurezza ha trovato... E per la sicurezza dobbiamo stare attenti. Cosa ha comprato, signora? Qualcosa? Ho comprato 2 lenzuoline. Stiamo riprendendo, piano piano iniziamo a lavorare. Da quanto tempo che non eravate qui ad Agrigento? Da 3 mesi. Com'è la prima giornata, com'è un bilancio si può fare? Piano piano, la gente ha ancora un po' di paura e quindi si inizia piano piano con prudenza. Gli spazi sono stati divisi, visto che c'è i vigili all'ingresso, prendono la misura, la temperatura, insomma anche di questo che ne pensi? Sì, tutti i vari controlli vengono adoperati bene. E insomma un po' di persone oggi sono arrivate al mercato. Come inizio non c'è male, speriamo che continua così, tutto va bene. Da quanto tempo che non veniva qui al mercato? E dall'inizio, quando è iniziata la pandemia, all'inizio dei primi di marzo. Ancora non va bene, non funziona bene. Come mai? Non lo so. Forse il primo giorno. Il primo giorno, perfetto. Ma lei speriamo. Cos'è che tratta? I sacchetti del folletto. Male, speriamo che, ma forse perché le persone hanno paura ancora a mettersi in giro,
aspettiamo qualche altra settimana per vedere se le persone magari sono più rilassate, perché hanno pure paura a provare. Ma forse perché non lo sapevano o perché hanno un po' di reticenza ancora a uscire? Sì, Quale dei due motivi secondo lei? A uscire, secondo me, ancora è un po' presto, quindi staremo a vedere. Mi auguro che qualche altro mercato, già che c'è stato il mercato, qualche cosa si è fatto, ma qua stamattina c'è stato pochissimo, anche se devo dire che le persone c'erano. Com'è andata? Primo giorno di... Discretamente bene, siamo contenti che già le cose si muovono e siamo di nuovo attivi. Alcuni suoi colleghi sono scontenti. Vabbè, ma quello può succedere sia in questa situazione che in altre situazioni, quindi già al di là del lavoro sono contento di incontrare i clienti, di incontrare gli amici, i colleghi, e già questo per me mi rende felice. Poi il lavoro è una cosa a sé, a parte, che purtroppo ci dobbiamo adeguare e accontentare. Li aspettavamo perché hanno tutto quello che uno desidera, qua dentro lo trova. È mancato il mercato? Moltissimo, tra l'altro io abito qui proprio di fronte e mi è mancato, era triste vedere questa piazza vuota. Oggi siamo contenti, una via a Cattarinenti e già ho speso 100 euro solo per la contentezza di essere qua. Dai, forza, ricominceremo con prudenza, però ce la faremo. Non c'è nessun nuovo caso Covid nell'Agrigentino, zero anche il numero dei nuovi guariti. In Sicilia nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore. Oggi la Regione ha inviato il consueto bollettino, ormai limitato a lunedì, mercoledì e venerdì. Corpus Domini senza processioni. Ieri giovedì 11 giugno, messa dell'arcivescovo e cardinale Don Franco Montenegro in cattedrale. La Chiesa onora e adora il corpo del Signore, l'Eucarestia. L'Arcidiocesi di Agrigento ha dato delle indicazioni, invitando le comunità ecclesiali a vivere un momento comunitario, ma nel rispetto delle norme del protocollo del 7 maggio 2020. Al momento hanno partecipato 6 rappresentanti di ciascuna parrocchia per un totale di 200 persone. Ascoltiamo uno stralcio dell'omelia. Oggi celebriamo il Corpus Domini, festa del corpo e sangue di Cristo, è la festa dell'amore, la festa del dono, un amore che si fa pane per essere mangiato, che si fa sangue per lavare i nostri peccati. E ancora una volta ci tocca una celebrazione inconsueta, al di fuori delle nostre abitudini e dei nostri schemi. Una festa però che proprio perché è anomala deve farci pensare. Tante sono state le lamentele, giuste senz'altro, nei giorni della coronavirus per il fatto che non erano permesse le celebrazioni eucaristiche, che le chiese erano rimaste chiuse e che perciò ci si sentiva privati delle nostre esigenze di fede. Tutto giusto senz'altro. Però spero che ora, tornando un po' alla volta alla normalità, si viva l'Eucarestia e si ritorni ad essa in maniera più convinta e più vera. Il più delle volte ci si avvicina all'Eucarestia come se fosse una devozione, ma l'Eucarestia non è una devozione come o più delle altre. L'Eucaristia è l'incontro col Signore che mi accompagna lungo il deserto della vita. Il Signore che ogni volta che mi incontra mi chiede di cambiare stile di vita, se voglio essere coerente e se voglio lasciare che Lui prenda in mano la nostra esistenza e la scuota, così come fece con gli Apostoli. Per noi purtroppo spesso è sufficiente frequentarla, essere presenti a messa, finita la messa, finisce tutto. L'Eucaristia serve non tanto a farci sentire buoni, ma a farci diventare più buoni,
anzi a farci diventare Cristo. L'Eucaristia non si adora soltanto, ma si vive. Con l'Eucaristia arriva a tutti una proposta forte e sconvolgente. Già è forte e sconvolgente nel modo con cui il Signore decide di restare con noi, prendendo il pane e il vino. Sono segni semplici, essenziali, normali della vita dell'uomo. Però assieme a questo segno arriva un'altra proposta altrettanto forte e sconvolgente, quella che dopo la celebrazione eucaristica non si può restare più quelli di prima, perché se fosse così si renderebbe inutile la celebrazione. L'Eucaristia deve cambiare cuori e vite. Mentre innanzi alle coste tunisine sono stati recuperati i corpi delle vittime dell'ultimo naufragio a Lampedusa, proseguono gli sbarchi di migranti. Un gruppo di 49 tunisini a bordo di un barcone di circa 15 metri è stato avvistato a circa 2 miglia dalla costa dell'isola dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, che hanno poi scortato l'imbarcazione fino al molo Favarolo. I profughi, subito dopo i primi accertamenti sanitari, sono stati trasferiti nell'hotspot di Contrada Imbriacola, svuotato nei giorni scorsi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il Family Act, un pacchetto di misure a sostegno delle famiglie. C'è il servizio di Lello Casesa. Approvato in Consiglio dei Ministri il Family Day, un provvedimento il cui obiettivo è sostenere la famiglia nel suo insieme con contributi alle mamme e lavoro agile per le donne. Vogliamo sostenere il ruolo dei genitori e la loro funzione sociale ed educativa, vogliamo contrastare la bassa natalità e valorizzare la crescita armoniosa dei bambini investendo sul protagonismo giovanile. Vogliamo favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile. Tutto questo è il Family Act. Lo ha dichiarato il capo del governo Giuseppe Conte dopo l'approvazione del disegno di legge. Composto da 8 diversi articoli, prevede un assegno familiare mensile che sarà corrisposto dal 7° mese di gravidanza fino al concepimento del 18° anno di età di ciascun figlio, con una somma di denaro mediante il riconoscimento di un credito d'imposta. Per i figli nati successivamente al primo, l'assegno subirà una maggiorazione del 20%. Si introduce l'indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall'INPS, la deducibilità delle spese per le babysitter ed altre forme di incentivo per le donne che lavorano, come ad esempio il lavoro flessibile, e per i genitori di figli con età inferiore ai 14 anni sarà riconosciuto il lavoro agile. Previsto inoltre il sostegno alle famiglie mediante detrazioni fiscali delle spese sostenute per l'acquisto di libri universitari per ogni figlio maggiorenne a carico iscritto all'università, il sostegno alle famiglie relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario e il sostegno alle giovani coppie con agevolazioni fiscali per l'affitto della prima casa. Per i figli a carico sarà previsto un buono per il pagamento delle rette, degli asili nido e altri servizi per l'infanzia, nonché l'assegno di natalità. Per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, il Family Act, sono misure per sostenere la genitorialità, la funzione sociale e educativa delle famiglie, per contrastare un grosso problema che stiamo riscontrando in Italia negli ultimi anni, la denatalità, per valorizzare ancor più la crescita armoniosa delle nostre bambine, dei nostri bambini, dei giovani, e per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile. Do subito la parola alla Ministra Bonetti e poi alla Ministra Catalfo, perché devo a loro l'impegno per portare a compimento questo nuovo significativo provvedimento normativo. È un momento storico, un momento importante per il nostro Paese, che finalmente si dota di una riforma integrata e multidimensionale per le politiche familiari. Per la prima volta c'è un investimento di un governo su una riforma ampia, strutturale, che vede nelle famiglie del nostro Paese soggetti capaci di contribuire
di dare una prospettiva di futuro a tutta la nostra comunità. Le famiglie lo hanno dimostrato particolarmente in questi mesi ed è importante. Io ho molto apprezzato il coraggio e l'intuizione del Presidente del Consiglio e il lavoro conseguente di tutto il Governo, che ha portato all'approvazione di questa riforma come il primo atto concreto anche di ripartenza dopo questi mesi difficili. Ripartiamo investendo in umanità, con proposte chiare che vogliono cambiare in meglio la vita delle nostre famiglie. Un lavoro molto importante, una riforma fatta in sinergia con il Ministro Bonetti e con tutti gli altri ministri coinvolti, che tocca dei punti importanti sulla famiglia, sul sostegno alla genitorialità, che riguarda anche in modo particolare le donne, il lavoro femminile. Con questa riforma si intende incentivare il lavoro delle donne. Sappiamo che sono tante le donne inattive, tante le donne che non riescono sempre a mantenere il loro posto di lavoro e a continuare a lavorare, a volte sono costrette a lasciare il luogo di lavoro, quindi degli incentivi importanti per rafforzare il ruolo delle donne nel contesto lavorativo, anche nel Mezzogiorno. Per questo c'è stato un lavoro importante anche con il Ministro Provenzano e quindi un lavoro importante che abbiamo fatto tutti insieme come Governo, ma appunto, come ha sottolineato il Ministro Bonetti, anche con il Parlamento, attraverso, lo faremo e continueremo a farlo, anche attraverso il disegno di legge del Rio. Elezioni in Sicilia, 62 comuni al voto il prossimo 4 ottobre, lo ha deciso il governo Musumeci su proposta dell'assessore alle autonomie locali Bernadette Grasso. C'è il servizio di Carmelo Lentini. Adesso è ufficiale. Dopo un paio di rinvii a causa del coronavirus, le prossime elezioni comunali in Sicilia si svolgeranno il 4 ottobre, con eventuale ballottaggio il 18 sempre dello stesso mese. Le elezioni amministrative interesseranno 62 comuni dell'isola, con 2 capoluoghi di provincia, Agrigento ed Enna. È stato deciso dal governo Musumeci su proposta dell'assessore alle autonomie locali Bernadette Grasso. Alla tornata elettorale straordinaria a seguito del doppio rinvio deciso per contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione della pandemia da Covid-19, saranno chiamate alle urne oltre 810.000 siciliani. Come si ricorderà, le elezioni erano state programmate originariamente per il 24 maggio, poi rinviate dal governo regionale al 14 giugno, con eventuale ballottaggio il 28 dello stesso mese. Ma vediamo quali sono gli 8 comuni agrigentini chiamati ad eleggere sindaco e 9 consiglieri comunali. Agrigento si voterà con il proporzionale e si dovranno eleggere 24 consiglieri comunali, a Camastra con il maggioritario 10, a Cammarata maggioritario ben 12, Casteltermini maggioritario 12 consiglieri, Raffadali maggioritario 16, Realmonte con il maggioritario 12 consiglieri e Ribera proporzionale 16 e Siculiana maggioritario con 12. Per quanto riguarda i candidati, ad Agrigento sono certe le candidature dell'uscente Calogero Firetto, il medico Franco Micciche e l'ex primo cittadino Marco Zambuto. Nei prossimi giorni si conosceranno i nomi di altri candidati a sindaco di Agrigento da parte di altre forze politiche presenti nel territorio agrigentino. A Raffadali certa la ricandidatura del sindaco uscente Silvio Cuffaro, ma non si esclude, secondo alcune voci, la candidatura di un leghista ancora tutta da definire. A Ribera le candidature già ufficializzate restano quelle di Matteo Ruvolo, ex consigliere provinciale e coordinatore di collegio di Forza Italia, e di Francesco Montalbano, assessore in carica alla giunta guidata da Carmelo Pace. Anche a Siculiana c'è un certo movimento e le ultime indiscrezioni riguardano Gerlando Zuppardo, Santino Lucia, Vita Maria Mazza e Peppe Zambito, ma non si esclude una ricandidatura dell'uscente Leonardo Lauricella. Una scossa di terremoto magnitudo 3,2, profondità 65 km è stata avvertita in maniera nitida dagli abitanti di Lampedusa e Linosa. Erano le 9:13 quando tutto è iniziato a tremare. Subito si è diffusa paura e apprensione sull'isola, dove tutti naturalmente hanno cercato di capire cosa fosse accaduto. Non risulterebbero esserci danni.
Il governo Musumeci ottiene il parere positivo delle commissioni tecniche preposte, ok al recupero della difesa della spiaggia di Eraclea Mino, una battaglia vinta per Mare Amico che da anni documenta e denuncia l'erosione costiera, ed anche Maddalusa, foce del fiume Acragas di Agrigento, ottengono un finanziamento per la riqualificazione paesaggistica e ambientale. Lello Casesa. Finanziati 2 diversi progetti che interessano Agrigento e la sua provincia. Il primo, approvato dall'assessorato regionale ai beni culturali, è quello presentato dal libero consorzio comunale di Agrigento sulla riqualificazione paesaggistico-ambientale, valorizzazione e fruizione del tratto costiero di Maddalusa e la foce del fiume Acragas. Il progetto, finanziato per 1.400.000 euro, prevede infatti interventi sulla foce del fiume e sulle aree limitrofe a Maddalusa, con particolare attenzione al recupero e riutilizzo di un luogo molto caro agli agrigentini, la Focetta, da diversi anni in stato di degrado o abbandono. Il progetto, elaborato dal settore ambiente, turismo e programmazione del libero consorzio comunale diretto da Achille Contino, vede il coinvolgimento del Dipartimento dello Sviluppo Rurale del Territorio della Regione Siciliana, del Comune di Agrigento, del Parco Archeologico e della Soprintendenza ai Beni Culturali, che hanno garantito, grazie ad un protocollo, la disponibilità a collaborare. Obiettivo della ex provincia sarà la riattivazione del sistema ambientale e costiero della splendida zona di Maddalusa e la valorizzazione della Focetta da destinare a centro di accoglienza turistica ed educazione ambientale, valorizzando così tutti gli aspetti della foce in funzione della fruizione turistica. Altro finanziamento riguarda il recupero del litorale nell'Agrigentino con circa 4 milioni di euro, soddisfatto il governatore Musumeci, che dichiara: potremmo restituire alla fruizione pubblica un tratto di spiaggia tra i più belli della Sicilia. È stata una lotta contro il tempo e contro procedure spesso irragionevoli. Tutto quello che dovevamo decidere per salvare quel tratto di litorale lo abbiamo fatto 2 anni fa, il resto non è dipeso da noi ma da tappe scandite dalle disposizioni vigenti. Proseguono le indagini sulla tragedia del peschereccio Nuova Iside, affondato nella notte fra il 12 e il 13 maggio nelle acque tra San Vito Lo Capo ed Ustica. L'inchiesta della Procura di Palermo si sta concentrando sulla nave Vulcanello, una petroliera battente bandiera italiana. La scatola nera della nave è stata sequestrata. A bordo della Nuova Iside c'erano Matteo Lo Iacono, il figlio Vito e il cugino Giuseppe. Il corpo di Vito, 27 anni, e l'imbarcazione non sono stati ancora recuperati. Ascoltiamo l'avvocato della famiglia. Dopo l'affondamento del peschereccio della Nuova Iside, tutti i pescatori che sono intervenuti hanno recuperato l'attrezzo di pesca, il palangaro, delle boe, hanno potuto ricostruire l'ultimo momento in cui c'è stata una comunicazione. L'allarme è stato lanciato il mercoledì dopo pranzo, era intorno alle ore 14, quando iniziava a montare il vento di scirocco. Il comandante di un peschereccio aveva comunicato di aver avuto contatti con il peschereccio della Nuova Iside fino alla mattina alle 7:30, e questo aveva un po' sviato gli inquirenti, salvo poi scoprire in maniera certa, chiara ed inequivocabile che l'ultimo contatto era venuto il giorno prima alle 7:30 del mattino e si erano perse le tracce della Nuova Iside la sera del 12 maggio fra le 22:33 e le 23:45, quando le condizioni meteo, così come accertato dai bollettini ufficiali dell'aeronautica militare, erano assolutamente ottimali. Evento fulmineo e tragico è certamente da imputare ad un fattore esterno alla condizione meteo. La famiglia fin dal primo momento ha formulato l'ipotesi dello speronamento o della collisione. Il sequestro della scatola nera di una petroliera, la Vulcanello, sembra corroborare l'ipotesi che la famiglia fin dal primo momento ha posto. Attendiamo gli esiti dell'attività investigativa. Le famiglie chiedono con forza quello di effettuare il recupero del relitto e la ricerca con eventuale recupero del giovane comandante Vito Lo Iacono, l'unico membro dell'equipaggio che non è stato ritrovato. Potrebbero fornire ulteriori elementi che potrebbero essere determinanti per l'accertamento delle verità. Sappiamo con sufficiente certezza che è stata individuata un'area di probabile affondamento del relitto. La Marina Militare ha già inviato 2 navi, una nave con un sonar specifico per scandagliare i fondali e successivamente la Numana con a bordo un mini sommergibile, il Pluto, che è specializzato nell'effettuare riprese e filmati ad alta risoluzione nei fondali fino a 1500 metri. 3 grandi lavoratori
possano avere finalmente giustizia. Erano pescatori che si alzavano all'alba a fare un duro lavoro giorno dopo questo duro periodo di lockdown. Giuseppe Loiacono aveva 4 bambini, Matteo Loiacono a 52 anni già aveva oltre 40 anni di esperienza a bordo di un peschereccio, e per il comandante Vito Loiacono questo era il sogno della sua vita. Aveva appena acquistato questo peschereccio, nel gennaio del 2020 aveva superato tutti i controlli, nessuno dei membri dell'equipaggio ha potuto azionare una delle tante possibilità di salvataggio che erano previste all'interno del peschereccio. L'evento è stato fulmineo, immediato, non ha dato loro nessun tipo di scampo, né il pulsante per lanciare il segnale satellitare, né utilizzare il canale 16 che è il segnale per lanciare il Mayday, né poter inserire uno dei tanti salvagenti previsti, né la zattera di salvataggio. Incidente mortale sulla litoranea a Messina questa mattina. A perdere la vita nel violento impatto una donna di 33 anni a bordo del proprio mezzo a 2 ruote. C'è il servizio. Ancora un incidente mortale a Messina. È successo questa mattina lungo la litoranea. A perdere la vita è stata una 33enne che viaggiava a bordo del proprio mezzo a 2 ruote. L'incidente si è verificato intorno alle 9 lungo la via Consolare Pompea, sulla litoranea nord di Messina, all'altezza di Pace. La donna, che viaggiava a bordo di una moto, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una Fiat 600 condotta da una donna della zona. Violento l'impatto che non ha lasciato scampo alla 33enne che è morta sul colpo. La vittima viaggiava a bordo di Honda Africa Twin e coltivava da anni la passione per le moto. Sul luogo del sinistro si è recata la polizia municipale che dovrà ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente mortale. A causa dell'incidente il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia e lunghe code si sono registrate durante la mattinata. el tatuaje, la 12 contravvenzioni per aver superato i limiti di velocità lungo la strada statale 640, l'Agrigento-Caltanissetta statale, che in alcuni casi sarebbe stata addirittura scambiata per un autodromo. Ad incastrare gli automobilisti con il piede pesante ci hanno però pensato i poliziotti della stradale di Agrigento, che è coordinata dal vicequestore aggiunto Andrea Monreale, e lo hanno fatto grazie al nuovo telelaser TrueCam. Si tratta di un'apparecchiatura che è dotata di una videocamera ed è in grado di generare brevi video come prova delle infrazioni accertate. 10 veicoli sono stati sanzionati per superamento dei limiti di oltre 40 km orari e 3 veicoli per il superamento di oltre 80 km orari, con una velocità accertata massima di ben 200 km. In totale sono stati decurtati 82 punti patente e 10 sono state le sanzioni che prevedono il ritiro della patente di guida. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Precari del CAS, Consorzio Autostrade Siciliane, riparte la mobilitazione sit-in nella sede del Consorzio. I dettagli nel servizio. Personale ex novo, stiamo creando nuovo precariato, stiamo innescando ancora false speranze di sistemazione, quindi i precari crescono. Al CAS ancora c'è bisogno, per come c'è bisogno di posti di lavoro, come c'è bisogno di personale per portare avanti la struttura, però si continua con le agenzie interinali, si continua ad arricchire le casse di queste agenzie quando si potrebbero sistemare direttamente all'interno del CAS. Abbiamo provato tutte le strade, le delibere all'ARS e non è stato possibile. Poi c'è stata l'idea di fare una delibera di consiglio di amministrazione, hanno detto di no e hanno ricominciato di nuovo con le agenzie interinali. Quindi stamattina siamo venuti qua a farci spiegare che intenzioni hanno e soprattutto ad invitare l'assessore Falcone a venire a Messina, e quando viene a Messina di non dimenticare che al CAS ci sono i lavoratori con cui lui si è impegnato durante un'occupazione. Hanno smobilitato perché lui ha firmato un accordo con Orsa e Cisal, per cui già questi lavoratori devono essere stabilizzati. Non è ancora successo, riparte la mobilitazione e aspettiamo risposte dalla politica. Non capiamo il perché ancora oggi questa amministrazione continua a incrementare i precari, perché se si contrattualizzano
stanno arrivando le chiamate a persone che non hanno mai lavorato, i cosiddetti corsisti o borsisti, non lo so nemmeno io come si chiamano, lasciando fuori lavoratori che da tempo sono fuori, e allora vogliamo capire a chi prendono in giro. Oggi siamo qui per dire basta, nella politica, nell'assessore Falcone, nei vertici del CAS ci possono prendere in giro. Siamo qui per rivendicare il diritto al lavoro, al sostegno di questi lavoratori che da troppo tempo non lavorano, da troppo tempo hanno presidiato, si sono fidati dalle promesse della politica, adesso siamo stanchi, siamo qui e diciamo ad oltranza, fin quando non si risolve questo problema di questi lavoratori che devono portare un pezzo di pane a casa. Oggi vi voglio dire con molto risentimento che l'assessore Falcone, l'assessore alle infrastrutture che vigila su questo ente, non ha rispettato quel verbale, e per noi è una cosa gravissima, lui è mancato alla sua parola. Ma vi voglio dire anche un'altra cosa: i lavoratori qua non vengono assunti per un pretestuoso limite dei 36 mesi. Ma secondo la legge Madia, quello che recita la legge Madia, i 36 mesi devono essere cumulati negli ultimi 8 anni. Questi lavoratori non ce l'hanno questi 36 mesi negli ultimi 8 anni, e allora strumentalmente si applica una legge non nel modo giusto, non viene applicata la legge nel modo giusto per favorire altra occupazione, altro reclutamento di personale che non ha mai lavorato. Queste persone sono qui, sono precari da circa 30 anni, loro anziché sistemare questi precari creano altro precariato ancora. Questo significa dare la zappa ancora di più a quello che è l'economia. Falcone è venuto, ha fatto delle promesse che non sono state assolutamente mantenute, abbiamo atteso tantissimo però senza concludere nulla. Adesso la situazione è diventata ancora più drammatica perché chiaramente non vi è alcun riscontro a livello economico, non vengono rispettati i diritti dei lavoratori perché tu li usi per fare quello che è il periodo stagionale, però di contro, visto la situazione che si è venuta a creare, molti sono rimasti fuori. La CISL, Funzione Pubblica di Agrigento, tramite la segretaria Floriana Russo Introito, annuncia che sono in stato di agitazione anche i lavoratori agrigentini della SEUS 118 che con il recente disegno di legge rischiano, afferma Russo Introito, di non poter transitare nella costituenda nuova azienda regionale emergenza-urgenza della Sicilia. Floriana Russo Introito aggiunge: il passaggio del personale avrebbe, attraverso procedure concorsuali compatibilmente con le risorse disponibili. Ciò che chiediamo dunque è chiarezza, tanto più dopo l'emergenza Covid. La CISL regionale conclude, dopo aver già incontrato i vertici dell'azienda nei giorni scorsi, ha esplicitamente formulato la richiesta di una riunione alla presenza dell'assessore regionale sul disegno di legge in questione. Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi sarà il primo film inedito ad uscire nelle sale dopo il lockdown. C'è il servizio. Sarebbe dovuta essere distribuita nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 19 marzo scorso, ma stoppata per le restrizioni dettate dal coronavirus. Il debutto nelle sale è stato deciso per giovedì 2 luglio prossimo. Parliamo del delitto Mattarella, avvenuto il 6 gennaio del 1980 e proprio quest'anno ricade il 40° del triste ricordo. Se un solo mio assessore all'agricoltura o di qualunque altro ambito ha commesso una sola irregolarità, io ne pretenderò le immediate dimissioni. Piersanti Mattarella, colui che perseguiva la politica delle carte in regola. Un giovane si avvicina al finestrino dell'auto con a bordo una famiglia che stava recandosi alla messa dell'Epifania, spara a sangue freddo ed uccide chi ha al posto di guida. Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana. E lui, ne sono certa. È un omicidio di natura mafiosa e politica. La storia della mafia che aiuta i più deboli è una falsità e una mortificazione. Considerato inizialmente un attentato terroristico per le rivendicazioni di un sedicente gruppo neofascista, il delitto apparve subito anomalo per le modalità di esecuzione, ma il lungimirante Leonardo Sciascia intuì subito che lo si poteva ricondurre ad un omicidio di mafia. Che è certamente avvenuto in relazione a quanto io ho riferito al ministro. Ma cosa vuoi? Che vuoi?
La sua nomina è la prova della vostra responsabilità morale! Come sostituto procuratore quel giorno era di servizio colui che anni dopo sarebbe divenuto presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso. La prosecuzione delle indagini ad opera del giudice istruttore Giovanni Falcone, che scoverà pericolose relazioni tra mafia, politica, NAR e neofascisti, banda della Magliana, Gladio e servizi segreti. Se un solo mio assessore all'agricoltura o di qualunque altro ambito ha commesso una sola irregolarità, io ne pretenderò le immediate dimissioni. Un'ora e mezza di pellicola che ricostruisce il clima politico che ha preceduto l'omicidio, un Mattarella avversato dai capi corrente siciliani della Democrazia Cristiana, il suo partito, visto come disturbatore degli equilibri, quello che perseguendo una politica dalle carte in regola entrava a gamba tesa sugli affari e gli accordi tra politica e mafia. E lui, ne sono certa. È un omicidio di natura mafiosa e politica. La storia della mafia che aiuta i più deboli è una falsità, è una mortificazione. Ma l'omicidio Mattarella è anche la storia di una famiglia, di esseri umani, di valori e ideali perseguiti con il sincero spirito di servizio e afflato solidale, aspetti che nel film hanno un ruolo centrale. Una pellicola di genere drammatico dalla durata di 97 minuti per la regia di Aurelio Grimaldi. Se mi dovesse accadere qualcosa, lei dovrà dire che è certamente avvenuto in relazione a quanto io ho riferito al Ministro. Davide Coco presterà nel film il volto all'ex presidente, Donatella Finocchiaro alla moglie Irma Chiazzese. Ma quelli di Roma, della Sicilia non sanno manco com'è fatta. Sport calcio, lo Sciacca ritorna nel campionato di eccellenza, bloccate le retrocessioni, scende solo una squadra in promozione. Carmelo Lentini. La Lega Nazionale Dilettanti siciliana ha preso la sua decisione. Il Dattilo va in Serie D, mentre per quanto riguarda le retrocessioni va giù solo una squadra, in questo caso l'Alcamo relativamente al girone A. Si salvano Monreale, Cefaledium ed Oratorio Ciro San Giorgio, che così evitano di scendere in promozione e potranno iscriversi senza problemi al prossimo campionato d'eccellenza 2020-2021. Tutto scaturisce in occasione del Consiglio federale dello scorso giovedì e presieduto dal presidente Santino Lopresti. Questa decisione di fatto eviterebbe dei posti vacanti per ogni categoria che avrebbero scatenato una miriade di domande di ripescaggio, ma ai quanto si dice il problema rimane ugualmente e lo spieghiamo meglio. Si vocifera infatti che con i possibili fallimenti di diverse società e le diverse mancate iscrizioni, il quadro della situazione generale potrebbe ulteriormente cambiare. Questo si profila e quindi si profila una ricomposizione dei gironi dilettantistici. Le idee saranno più chiare quando nel prossimo mese di luglio le società dovranno presentare le domande di iscrizione ai prossimi tornei. Solo allora si potrà fare la conta delle società regolarmente iscritte e senza problemi economici. La scorsa stagione si iniziò l'8 luglio con termine ultimo il 19 sempre del mese di luglio. Per quanto attiene la conclusione dei campionati organizzati dai comitati regionali, il consiglio direttivo si è espresso per un blocco delle retrocessioni in relazione ai campionati dalla promozione sino alla seconda categoria, in tutte quelle realtà territoriali che presenteranno situazione di vacanza di organico e comunque in presenza di situazioni particolari che hanno caratterizzato la stagione che si sta per concludere. Dette decisioni, lasciate all'autonomia dei singoli comitati regionali, dovranno poi essere ratificate in occasione del prossimo Consiglio federale della FIGC. In questo caso dal campionato di promozione sale in eccellenza l'Unitas Sciacca, mentre si salvano Gattopardo e Camarat. Dal campionato di promozione salgono invece in eccellenza il già citato Unitas Sciacca per il girone A, l'Igea 1946 per il girone B, l'Aci Sant'Antonio del girone C e il Siracusa del girone D. A Capodorlando nel Messinese è costituito il distretto del cibo dei Nebrodi. Vediamo.
Si è tenuta a Capo d'Orlando l'assemblea costituente degli aderenti al distretto del cibo Nebro di Valdemone, un percorso di programmazione e coinvolgimento di un terzo del territorio siciliano che ha avuto origine con la presentazione della proposta di distretto ed è proseguito con il riconoscimento a dicembre da parte della regione siciliana unitamente all'iscrizione al registro nazionale dei distretti del cibo. Adesso il nuovo distretto ha visto l'ufficiale costituzione con le elezioni dei suoi vertici. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante per filiera ed uno per ogni categoria presente all'interno del distretto cibo Nebro di Valdemone. L'assemblea ha eletto quale presidente l'onorevole Francesco Calanna. Dopo il riconoscimento oggi realizziamo la governance del distretto. Due gli obiettivi immediati: uno, la partecipazione al bando ministeriale, vedremo se ci sono le condizioni per potervi partecipare, la scadenza è il giorno 18, ecco perché anche in vigenza Covid abbiamo dovuto riunire l'assemblea che è di 280 soggetti, e l'altro è quello della partecipazione alla fiera di Shanghai. La fiera di Shanghai è la più grande fiera internazionale dove si movimentano merci importante e attenzionata dai nostri imprenditori, soprattutto quelli della filiera corilicola, olivicola, del vino e degli agrumi. La presenza del Presidente della Camera di Commercio è finalizzata a sostenere la partecipazione con i fondi per l'internazionalizzazione, la partecipazione di questi imprenditori alla fiera di Shanghai. Quindi questi due obiettivi saranno immediati. Il terzo obiettivo è riuscire a interloquire, tenuto conto che 7 sono i distretti riconosciuti in Sicilia e 55 in Italia, riuscire a interloquire con le autorità di gestione regionali e nazionale per poter riscrivere piani, soprattutto nella programmazione 2027, che possa tener conto di questa organizzazione capillare sul territorio regionale e nazionale. Quindi un distretto che guarda anche al di fuori dei confini regionali e nazionali? Ma è chiaro, perché nel concetto di globalizzazione il mercato è globale, per cui i nostri produttori debbono riprendere quella importante azione non soltanto di produrre qualità, ma come dire, affrontare i mercati mondiali. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.